sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati con la puntata del giovedì sera alle 21 sul canale 19 di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in attesa della grande finale domenica 7 e domenica 14 per quanto riguarda gli spareggi nazionali del campionato di eccellenza. Una squadra accederà la prossima stagione al campionato di Serie D. Però come potete ben vedere accanto a me ho il logo ufficiale della 13ª edizione dei Penalty Awards che si disputeranno a Caltanissetta, pertanto vi aspetto giorno 16 alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Sarà il grande galà del calcio dilettantistico siciliano e non solo. A proposito di Penalty Awards, mi sembra doveroso a questo punto ancora una volta ricordare le nomination di questa stagione 2025-2026. Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Ciao a tutti, ci vediamo il 16 giugno al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta per i Penalty Awards. Grazie per il riconoscimento come giornalista sportiva, ci vediamo, come detto, non perdetevi l'appuntamento. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
Ci vediamo il 16 giugno al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta in occasione dei Penalty Awards. Pensate, mi hanno pure premiato, pazzesco! Ci vediamo lì. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. diventa storia! Ci sarà tutto il gotha del calcio dilettantistico siciliano, insieme ai più importanti dirigenti regionali e tantissimi addetti ai lavori. Vi aspetto a Caltanissetta il 16 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita, la 13ª edizione dei Penalty Awards. Con me Paola Parisi.
Dopo aver visto le nomination della stagione 25-26, adesso facciamo un passo indietro nel tempo e ci guardiamo il meglio delle passate edizioni dei Penalty Awards. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cari. L'anima chianci addolorata non si dà pace, ma chi mala nottata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai sole, no, se tu non torna. Brucia la terra mia e abbrucia lume cari, che si ti dà qua io si ti dà morire. A cui canto la mia canzone, se non c'è nudo casa faccia lu barconi. Non c'è mai sole, no, se tu non torna. Brucia la luna in cielo, io brucio in gelosia. Mi giro e voto un tasto letto senza idea e mi consumo a poco. Se tu non torni e stuti stume fuoco e mille spini in me cori, una ogni notte passata a sospirare. Brucia la terra mia e abbrucia lume cori, che si ti dà qua io si ti dà morire. A cui la canto la mia canzone, se non c'è nudo casa faccia a lu barconi. Crescendo diventiamo picciriddi che capiti anni. E ora che sogno con una panza tanta, ma ricordo da questo, un mio quartiere, onde mi visti nascere e crescere. Sì, cresci semana zammoleata di picciriddi, che da mattina anzi la sera giocavamo palloni. E quando eravamo stanchi di giocare, ne scanciavamo i figurini dei calciatori. All'estero ognuno usò album di Panini. Chi era bello. Giocavamo sempre da mattina anziché la sera e certe volte ne ricoglievamo i casi che erano occhi tutti sminchiati o allora che magliette scicate. Invece di una partita di palloni pare che avesse stato una guerra tra bande da quartieri. Ma ognuno di noi, quando aveva un pallone a mezzo veri, e pare che era Paolo Rossi, Totò Schillaci, Lo tempo passava, ma la passione per i palloni no. Ma ricordo che i nostri partiti cominciavano
subito dopo pranzo e finivano con scuro. Quando i nostri mazzi incazzati mi chiamavano Re Bacconi. Ah, che era bello! Sempre ho sognato di diventare un calciatore serio, fino a quando non ha la possibilità di fare un provino. Credetemi, a quel momento mi sono sentito orgoglioso di me stesso, ma mai avessi potuto immaginare che ognuno avesse mi superi da un campo di stadio vero. Mi ricevo fra mia e mia, verrà io, e venne di fare un provino contro i miei idoli. E quando mi assettai da panca do spogliatoio, do stadio Cibali, uno prima di me avevano passato ciuri dei professionisti. Credetemi, mi indisiamme tagliate dall'emozione. E un mister ad un momento mi fece 1000 raccomandazioni e soprattutto mi disse: ten a cura, non giacere mai che hai gambe tese sopra le gambe dei giocatori. Mentre mi canciavo, un mister mi fece queste raccomandazioni e dopo un poco di riscaldamento la partita ebbe inizio e si sfosse regolare. E quando finivo mi chiamavo e mi disse: con noi altri tu non hai nulla speranza, scegli una squadra di categoria minore, non ti può onorare la possibilità di giocare. Mi disse, con la pena in tuo cuore, ascoltai le parole e mi ritirai a casa. Mi ritirai a casa con la cura a menzeiarmi come un cane vostoniato. Ma dopo tanti provini e sacrifici, uno mio buono. E finalmente, dopo che gli cava la lettera di convocazione, c'era un dei mani a me pazzi, un asciugava a 1000 pezzi, perché sopra la pagella scolastica c'era scritto in rosso respinto. Era ora di pensare a trovare un travaglio serio. L'anno passavano l'este e come tanti amici miei appena scappò io. E di tanto in tanto così ne facevamo qualche partitella fra scapoli e ammogliati. La passione, lo pallone non passavo mai e credetemi, quando vedeva qualche cosa muovere tornava la fantasia e ogni cosa diventava un pallone per giocare. Ma la vita è una ruota che va avanti, sempre avanti. E l'unica cosa che mi resta è che quando vedo un pallone ci corro da presso e mi sento un picciretto. Ma avere dei ricordi non è facile. Il tempo passa e passa veloce. E l'unica cosa che mi resta di fare è che mi era una speranza e mi fa stare bene. Sapete qual è? Che quando vedo un pallone muovere ci corro da presso come quando io ero un picciretto. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. E noi apriamo ufficialmente lo spettacolo, lo facciamo affidandoci a un momento legato alla danza, anche se già nella prima parte abbiamo visto dei grandi artisti che più tardi avremo sul palco, ma adesso è il momento di punto danza, perché diamo inizio ufficialmente a Penalty Awards 2024! Come on, let's go. The Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, pimp strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker
pursuit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. diventa storia! Sono innamorata di Numa Landrino che notte e giorno suona Numa Ranzano e vado tutto soli e loro fino e lo so sono sì spandi lontano Dingete non che te voglio cantare Dingete non che te voglio suonare Sono innamorata di Numa Landrino che notte e giorno suona tutto soli e loro fino e lo so sono sì spandi lontano Dingete non che te voglio cantare Dingete non che te da Dingete non che te voglio suonare Dingete non che te da Canto viola domani mattina Dingete non che te da Sono viola domani mattina Dingete non che te da Canto viola domani mattina Dingiti, dongiti, dingiti da Amori, amori quanto ti disiu Amori, tu mi dasti stu castigo Avevi lo sguardo d'un vero assassino arrobbatori di Montiano Chiano ma faccio fuori tutta la giornata d'un malancino su innamorata Dingete non che te voglio cantare Dingete non che te da Dingete non che te voglio suonare Dingete non che te da Canto viola domani mattino Dingete non che te da Sono viola domani mattino Dingete non che te da Canto viola domani mattino Dingete non che te da Amori, amori quanto ti disiu Amori, tu mi dasti stu castigo
brava. Grazie. Bravissima, complimenti, hai insomma galvanizzato ancora di più questo palco dei Penalty Awards. Grazie a voi, è stata veramente una gran bella emozione. Poi venire in Sicilia a cantare, io sono siculo-calabra, sono nata a Reggio Calabria, i miei nonni, bisnonni siciliani avevano una compagnia teatrale, quindi le mie origini e la mia cultura è siciliana e vivo sulle sponde dello Stretto di Messina. La mattina mi alzo e c'è la mia bella Messina davanti, quindi sono siculo-calabra e con piacere torno nella mia patria. Ecco. Brava, però adesso non andare via perché accanto a te voglio colui che ti ha accompagnato nel debutto della nostra manifestazione. Parliamo di Aloscia, parliamo di Giuseppe Marino. Eccolo qui Aloscia, grande ballerino. Grande. Che insieme ad Adela ha aperto questo grande spettacolo. Tra l'altro Giuseppe, io ti ho beccato sulla rete, però non pensavo neanche che accettassi il mio invito a partecipare ai Penalty Awards, ed è la dimostrazione che la semplicità spesso e volentieri è quella che non ti aspetti che ti piace di più. Quindi complimenti, grazie per essere qui con noi e parlaci un attimo in maniera molto sintetica, perché chiaramente ci sarebbe da scrivere un libro per quello che fai. Parlaci di questo progetto di danza particolare che tu realizzi anche tra l'altro con una tua accademia. Allora, io innanzitutto ringrazio di essere qui al Teatro Margherita perché è un palco che conosco benissimo, ho danzato parecchie volte e io faccio il danzastorie. Quindi racconto le storie della mia terra, la Sicilia, per il mondo attraverso gli istituti di cultura italiana all'estero, ma soprattutto voglio portare la Sicilia ai siciliani. E ne parlavo poco fa con Adela che i nuovi linguaggi devono essere ben sostenuti perché allacciano le nuove generazioni. Quindi l'obiettivo è quello di far conoscere la tradizione, però con dei nuovi linguaggi innovativi, in modo tale che i ragazzi riescono ad apprendere la nostra meravigliosa cultura siciliana. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Quest'estate voglio solo viverla così, tanto sole, tanto mare, tanto ghiaccio nel jean. Viaggiare tra Dubai, Mykonos e Bali, svuotare le mie tasche e togliere anche i jeans. Ho voglia di ballare adesso, bye bye. Sono stata chiusa in casa adesso, bye bye bye. Ho fatto le valigie e parto per le Hawaii. Tu gira la tua roba e mettiti nei guai. Se chiamerai sarò offline, se mi vedrai sarà outline. Se mi vorrai mi seguirai, mi cercherai ma non mi avrai. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye. Bruciamo le distanze, dai dai dai. Facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Quest'estate voglio solo viverla così, tanto sole, tanto mare, tanto ghiaccio nel jean. Viaggiare tra Dubai, Mykonos e Bali, svuotare le mie tasche e togliere anche i jeans. Offrimi da bere, non ci casco più, un giro sullo yacht fino a Malibu. Ho fatto le mie scelte, tu che scelte fai? Passi ancora le tue notti a metterti nei guai. Se chiamerai sarò offline, se mi vedrai sarà outline. Se mi vorrai mi seguirai, mi cercherai ma non mi avrai. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye. Bruciamo le distanze, dai dai dai. Facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye. Bruciamo le distanze, dai dai dai. Facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Memorizza il mio nome, ma cancella il mio numero. Non mi faccio le stories, tanto meno le pubblico. Guarda già ti ho bloccato, ancora prima di subito. Poi ti dico che mi manchi ma ne dubito. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye. Bruciamo le distanze, dai dai dai. Facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Dai dai dai, balliamo sulle onde, bye bye bye. Bruciamo le distanze, dai dai dai. Facciamo bungee jumping, solamente io e te, io e te. Grazie, grazie mille. Ludovica Leotta! Grazie mille. Brava, brava, brava. Grazie. Buona fortuna con questa canzone dell'estate. Grazie mille. Bye, bye, bye. Ci vediamo il 16 giugno al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta in occasione dei Penalty Awards. Pensate, mi hanno pure premiato, pazzesco. Ci vediamo lì.
Il premio alla carriera sportiva è uno dei premi più belli della nostra manifestazione. Negli anni si sono succeduti nomi importanti del calcio nostrano, ma soprattutto del calcio nazionale, e anche quest'anno abbiamo un personaggio del calcio nazionale a cui dedichiamo il premio alla carriera. Con noi Marco Biagianti. Marco Biagianti, nome e leggenda del calcio Catania, ma nome e leggenda del calcio italiano. Marco, è anche vero che hai legato la tua vita a Catania, però sappiamo benissimo anche i tuoi trascorsi in altre bellissime piazze. Catania ti è rimasta nel cuore, hai messo su famiglia, sei nella grande nuova famiglia del Catania, ex SSD, però so che sotto sotto la tua nuova ambizione è quella di fare l'allenatore. Intanto buonasera a tutti, grazie per questo riconoscimento. Chiaramente da fiorentino essere in mezzo a tantissime eccellenze siciliane mi fa molto onore, quindi chiaramente ti ringrazio ancora e sono molto orgoglioso di questo. È stato un anno speciale per il Catania, un anno diciamo anche fuori dal campo, abituato per tanti anni a essere in campo. Ho fatto un percorso molto importante nella mia vita da calciatore, con tantissime soddisfazioni tolte, in mezzo a tanti sacrifici di tanti ragazzi anche che ho visto qua, e adesso devo costruire un nuovo percorso, quindi quest'anno ho fatto il team manager, sono stato al fianco del direttore Laneri e del mister, insomma della società. È stato impegnativo, però sono sempre percorsi di crescita. Ieri ho chiuso il corso di UEFA come allenatore professionista, quindi insomma sono tutte grandi cose che mi fanno crescere. Hai tante vie davanti a te, adesso spetta solamente a te scegliere e siamo sicuri che ancora una volta sarà la via vincente. Consegniamo a Marco Biagianti il premio alla carriera per quanto riguarda i Penalty Awards 10ª edizione. Tu che sei ormai diventato siciliano sicuramente gusterai i vini della tenuta Foti Randazzese. Sì, assolutamente. Mi piacciono sia i vini che la birra artigianale, ne approfitto, produco birra artigianale in Sicilia, a Mascalucia, e quindi insomma altre cose. Sei entrato proprio dentro ormai il meccanismo della sicilianità. Sì, amo la Sicilia ormai da tanti anni, ho costruito mia famiglia con 2 figli, quindi di Catania, dai. Bene. Sono molto legato. Grazie, in bocca al lupo per la prossima stagione. Marco Biagianti, premio alla carriera. Adesso è arrivato il momento di far rivivere le emozioni della danza e lo facciamo con l'esibizione del gruppo coreografato e guidato da Marianna Tomagra. Loro sono Punto Danza e vengono da Scordia. E le mie gambe han camminato tanto e la mia faccia ha preso tanto vento e con i miei occhi ho visto tanta vita e le mie orecchie tanta ne han sentita e le mie ossa han preso tante botte e ho vinto e ho perso dentro a tante lotte. Mi sono steso su 1000 lenzuola cercando il fuoco dentro a una parola e c'è una parte dell'America che assomigliate quei grandi cieli senza nuvole, con le farfalle, con le aquile. E c'è una parte dentro all'Africa che assomigliate una leonessa coi suoi cuccioli, che lotta sola per difenderli. E le mie braccia hanno afferrato armi e tanta stoffa addosso a riscaldarmi. E nel mio petto c'è un motore acceso fatto per dare più di quel che ha preso. E le mie mani hanno applaudito il mondo perché il mondo è il posto dove ho visto te, dove ho visto te, dove ho visto te. E le mie gambe hanno camminato tanto e la mia faccia ha preso tanto vento
e con i miei occhi ho visto tanta vita e le mie orecchie tanta ne han sentita e le mie mani hanno applaudito il mondo, perché il mondo è il posto dove ho visto te, dove ho visto te, dove ho visto te. E c'è una parte della mia città che assomiglia a te, quella dei bar con fuori i tavolini e del silenzio di certi giardini. E c'è una parte della luna che assomiglia a te, quella dove si specchia il sole, che ispira musica e parole. Baciami, 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 mangiami, 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 lasciami, 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 prendimi, 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 scusami, 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 usami, 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 credimi, salvami, sentimi. E c'è una parte della vita mia che assomiglia a te, quella che supera la logica, quella che aspetta un'onda anomala. E c'è una parte in Amazzonia che assomiglia a te, quelle acque calde e misteriose, le piante medicamentose. Ed invito qui sul palco Angelo Patanè. Angelo Patanè con il suo pazzesco. Ciao Angelo, ben trovato. Angelo Patanè che è un po' infortunato. Leggermente infortunato. Leggermente infortunato, però hai detto devo esserci per forza, perché in una kermesse sportiva, tu che hai parlato di calcio quest'anno, era giusta e doverosa la tua presenza. Io Ettore intanto ti ringrazio te, so il lavoro incredibile che c'è per realizzare un evento del genere, so il lavoro che c'è nell'arco di un anno e l'ho scoperto grazie ad una stagione vissuta insieme all'Antonello Laneri, insieme al Catania, per un campionato che non conoscevo. No? Abbiamo dovuto fare anche noi i salti mortali, i corsi di riparazione, però in questo inno alla sicilianità abbiamo potuto raccontare, insieme alla competenza del team del Catania, e quello che ha detto prima insomma, il mio collega, insieme a Telecolor, veicolare, esattamente, veicolare nel mondo quello che è stato questo scudetto rosso-azzurro. Non ci credevamo, ma siamo riusciti quantomeno in questo intento, e poi la vittoria è un premio che abbiamo condiviso, ma ovviamente non possiamo che tributare il merito al Catania Calcio, al lavoro di Antonello, di tutti quei dirigenti che hanno lavorato alle spalle, così come per te c'è un anno intero di lavoro prima di realizzare un evento del genere. Grazie ad Angelo Patanè. Allora, Angelo Patanè consegnerà il premio Team Awards ad Antonello Laneri, un premio per questa stagione meravigliosa. Consegniamo anche la bottiglia di Tenute Randazzese. Non ti preoccupare, ci sarà pure anche per te. La portate a Pelligro, va bene, ok, perfetto. E consegniamo anche al nostro amico Angelo Patanè appunto il premio Eccellenza Siciliana per la sua presenza in questa 10ª edizione, compresa anche la bottiglia di Tenute Foti Randazzese, per brindare ancora di più a questa stagione meravigliosa. Grazie. Grazie a voi. Allora, è un premio importante che non solo condivido con tutti gli addetti ai lavori e anche con chi è stato semplice spettatore di questo
questo evento. Due curiosità però, proprio per dirti la sicilianità e l'eccellenza di essere siciliani. Quest'anno, durante le nostre dirette, ci siamo accorti che ci sono stati 2 partite che sono state eseguite nonostante eventi importantissimi. Si celebrava, per esempio, la finale dei campionati del mondo a Dubai, eppure da Dubai avevamo collegamenti in streaming per vedere la squadra di Pellegra, di Laneri. Bruce Springsteen, un concerto planetario mondiale a Barcellona, c'erano i tifosi del Catania che guardavano questo evento. Premio alla sicilianità lo dedico anche a chi ha fatto chilometri e chilometri e chi si è alzato alle 4 del mattino per vedere il Catania. Bravo, giusto, il Catania nel cuore sempre. Grazie ad Angelo Patanè, grazie al direttore Antonello Laneri del Catania ex SSD. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Ho il piacere questa sera di avere sul palco dei Penalty Awards in onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, un personaggio secondo me straordinario, personaggio TV ai Penalty Awards 2022, Antonello Costa, che invito qui sul palco. Lo abbiamo atteso con tanto piacere. Buonasera, hai preso appunti? Ho preso, buonasera a tutti, che bello, sono ancora vivi, ancora svegli. È stato bello essere qui 2 giorni, sono arrivato ieri per i premi. Grazie. Sei salito solamente adesso? Sì, scusa un attimo Cosa che c'è? è mia mamma, scusa. Sì. Mamma, no, non è un sequestro, sto tornando a casa, mamma. E sto qua da 5 ore, ma adesso manda 700 euro sul conto di paga il riscatto e torno a casa. Sì, no, devono ancora premiare i pulcini dalla Calabria a scendere, poi fanno la categoria allievi e fanno anche le squadre di trans, perché c'è anche la categoria trans. Non ci lasciamo nulla di intentato. E mamma, scusate che è un premio di, penso, attori e porno. No, è penalty. Io ho letto Penalty Awards. Mamma, c'ho le palle davanti, è già questo. Ha premiato quello che si chiama Tosto, Rizzo, Lunghi. Ho detto, questo secondo me stasera finisce male. E infatti sto tenendo le chiappettine strette, perché non vorrei che entrassi. No, tranquillo. Sì, mamma, il pubblico, cioè quelli che non hanno ancora pagato il riscatto, ora quando pagano le mandano via. Sì, adesso mi danno anche un premio, pensa che danno la birra nel cartone. Ma cazzo No, nel senso è un contenitore omaggio dove dentro ci sono 2 birre. Nel cartone? Sì. È che il tavernello, che cosa? No, non è il tavernello, è una confezione regalo. Ah, dentro c'è la birra, sì, le bottiglie. Le bottiglie ci mancano. Saranno piccole. Sono espositive. Mamma, ho una cassa o niente, gli ho detto, guarda. Ma che mi sarebbe? Ma dico anche altre cose, non ti preoccupare. Ma ti chiamo dopo che parlo con lui. No, Ettore mi fa ridere perché non molla il microfono. Già questo, tu non sai che non l'ha dato mai a nessuno. Ma non lo do perché sennò altrimenti ci allunghiamo coi tempi. Ah, io non sono abituato a parlare nel microfono di altri. Lo so. Allora Antonello, ho letto che hai un tour prossimo pazzesco, ti vedremo in tutta Italia. Sì. Non lo dire per disperato, sei contento? No, sì, dopo tutto quello che è successo. Ho la fortuna, 2 anni che abbiamo questa cosa, volevo dire anche a Morgana che se n'è andato, la Fata, sì. Il presidente Fata Morgana, che è andato via, gli volevo dire che ha detto che c'è stata questa cosa del Green Pass anche per i giocatori, che è una cosa intelligente che hanno fatto, e ha detto che forse l'anno prossimo torna. No, il Covid non torna. Sicuro? Sì, ho saputo da amici potenti, non c'è neanche il vaiolo della scimmia. Quello che preoccupa sono le emorroidi del rinoceronte, che possono venire, quelle poi ci vorranno tanti vaccini di preparazione H, in modo che ti ripare, così non c'è problema. No, a parte gli scherzi, grazie, il tour è lunghissimo, faremo
veramente andiamo da Monza a Gela. Verrai anche in Sicilia, eh? Vengo anche in Sicilia, Palermo, Catania, Gela, insomma Messina, e poi ho visto tante squadre di paesi dove mi sono esibito. La cosa bella, che è anche brutta, è che non mi sono ancora mai esibito in questo teatro che... Ci stiamo lavorando. Perché Belpasso, Nino Martoglio, insomma io qui non mi sono mai esibito, un teatro bellissimo, dopodomani quando finisci i premi poi io parlerò col sindaco. No, non finirò dopodomani, tranquillo, ottimismo. Finisci prima. Allora, a premiarti sarà Fiorella Vadalà. Fiorella, ciao Fiorella, assessore allo sport del comune di Belpasso. Allora, consegniamo ad Antonello, anzi la consegniamo giustamente alla Vadalà, che la consegna giustamente. Allora sono veramente vergini in questo senso. Che poi mi tira la battuta con Antonello, vabbè, lasciamo stare. Allora, consegniamo la birra. Prima voglio controllare, aspetta. Ah, sì, controlla. E ci sono 2 bottiglie. La birra è vera. Ma ci mancherebbe, guai se non fosse. È buonissima. Sì, è artigianale ed è un'eccellenza siciliana. Buonissimo, sembra il flacone dello sciroppo, del Fluimucil, però è vera birra. No, non è sciroppo. No, Timili. Timili, sì. Timili, quando c'hai un po' di raucedine, bevi Timili e basta. Okay. Anche a supposte. Allora, possiamo consegnare ad Antonello, che ha allietato veramente questo palco, il premio Personaggio TV. Siamo contenti che insomma sei venuto a ritirarlo in questo momento di vacanza per te, perché so che sei in vacanza per poi dopo partire per il tour. Sono in vacanza, grazie, io in bagno ho uno spazio libero, l'ho appento in bagno. No, non sto scherzando, tutti i miei premi li ho appesi in bagno, perché nel momento del bisogno mi leggo e mi stimolo da solo, autostimolante. Straordinario. Quindi, grazie davvero, Personaggio TV, grazie, viva, dico l'unica cosa seria perché io non sono fatto per dire cose serie, viva lo sport. Io vivo a Roma, sono di Augusta, quando posso vengo sempre a casa in Sicilia, la Sicilia è nel cuore. Vedere in qualsiasi attività, in qualsiasi sport, c'è tutta questa passione, è soltanto un bene, quindi vedere ancora ragazzi o anche persone meno giovani che si impegnano, e io so, perché io ho giocato in Serie A di calcio a 5 nell'Augusta, dai 16 ai 18 anni. Non sembra. E poi per altre doti ho fatto l'attore porno, ma non te lo posso dire. No, non lo vogliamo sapere la motivazione? Esatto, e quindi so, perché mio papà era uno dei dirigenti, quanta passione ci vuole e quanti sacrifici e anche umiliazioni subisce dal presidente a scendere per mettere su un sogno e dare possibilità poi ai dei ragazzi di poter essere felici di giocare. Certo, adesso mi devi rendere felice con un personaggio che è straordinario, che è Rocco. Mi fai una battuta no, perché adesso voglio vedere come riesci a trovare lo spunto parlando di calcio e parlando del personaggio Rocco. Rocco è uno dei miei personaggi, stilista, vegano, nel senso che gay. Sì, l'avevamo capito. Vegano, gay, e quindi lui parla un pochettino. Buonasera a tutti, sono Rocco e dove guardi mi tocco. Sono uno stilista, io prendo in cura il look e come lo prendo in cura io non lo prende in cura nessuno, tesoro. Sono qui ai premi perché ritiro il fallo d'oro. Grazie Antonello Costa, grazie. Premio Personaggio TV. Grazie ad Antonello Costa. Grazie tante. Inizia a drogarti. Sì, benissimo. Fiorella, che dire, è una lunga maratona, lo sappiamo, però è anche vero che i premiati sono tanti e la passerella è anche una passerella televisiva, per cui ci si deve incastrare un po' con i tempi. Sappiamo che dobbiamo essere corti, ma non è mai facile. Come non è mai facile avere un assessorato allo sport per un piccolo centro importante però come Belpasso. Grazie Ettore, saluto tutti, saluto anche l'onorevole Giuseppe Zitelli che ci ha aspettato, però purtroppo chiedo scusa, impegni che non poteva prorogare. Sì, è difficile, ma credo che lo sia un po' per tutti gli amministratori locali, perché come nello sport anche la politica deve fare squadra e deve raggiungere degli obiettivi.
È chiaro che nessuno, qualcuno o tutti possono anche non essere contenti del nostro operato, però quello che conta è impegnarsi per raggiungere degli obiettivi e fare davvero qualcosa per il futuro della nostra comunità. E ci state riuscendo, perché Belpasso lo vedo veramente in un nuovo percorso da qualche anno a questa parte. Complimenti. Abbiamo il ricordo anche per Fiorella Vadalà, assessore allo sport del comune di Belpasso, eccolo qui, in ricordo di questo evento, insieme al pacco dono di Bacco. Pacco di Bacco, lo volevo dire anch'io. Fantastico. Un gioco di parole simpatico, grazie. Grazie a Fiorella, grazie Fiorella Vadalà, assessore allo sport del comune di Belpasso. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Un tuffo indietro nel tempo per ricordare alcuni dei momenti più belli delle passate edizioni dei Penalty Awards. Appuntamento, vi ricordo, giorno 16 alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Sarà la 13ª edizione. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a mercoledì prossimo sul canale 19 di TVM Palermo. Vi aspetto alle 15:30.